Pace e bene, dal santuario di San Leopoldo in Padova trasmettiamo la Santa Messa iniziando con il canto che troviamo al numero 10, Chiesa di Dio. Chiesa di Dio, popolo in festa, alleluia, alleluia. Chiesa di Dio, popolo in festa, canta di gioia al Signore con te. Dio ti ha scelto, Dio ti chiama, nel suo amore ti vuole con sé. Spargi nel mondo il suo Vangelo, seme di pace e di bontà. Chiesa di Dio, popolo in festa, alleluia, alleluia. Chiesa di Dio, popolo in festa, canta di gioia al Signore con te. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi. Oggi celebriamo la festa di San Luca Evangelista, apostolo, colui che è l'autore del terzo Vangelo e degli Atti degli Apostoli. Si caratterizza il suo Vangelo perché è un Vangelo della misericordia, il Vangelo che proclama l'universalità della salvezza, la predilezione di Cristo per i poveri e i peccatori. Luca racconta la Pentecoste, l'inizio del tempo della Chiesa, come lo Spirito conduce i testimoni di Gesù a Gerusalemme, in tutta la Giudea, fino ai confini della terra. L'Apostolo Paolo, l'Evangelista San Luca, è sepolto nella Basilica di Santa Giustina, qui a Padova. E per celebrare questa Eucaristia, in cui ricordiamo questo fondamenta, questa colonna della nostra fede, riconosciamo i nostri peccati, invochiamo il perdono del Signore. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Preghiamo. Signore Dio nostro, che hai scelto San Luca per rivelare al mondo
con la predicazione e con i scritti, il mistero della tua predilezione per i poveri, fa che i cristiani formino un cuor solo e un'anima sola, e tutti i popoli vedano la tua salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, Dema mi ha abbandonato, avendo preferito le cose di questo mondo, ed è partito per Tessalonica. Crescente è andato in Galazia, Tito in Dalmazia, solo Luca è con me. Prendi con te Marco e portalo, perché mi sarà utile per il ministero. Ho inviato Tichico a Efeso. Venendo, portami il mantello che ho lasciato a Troade in casa di Carpo e i libri, soprattutto le pergamene. Alessandro, il fabbro, mi ha procurato molti danni. Il Signore gli renderà secondo le sue opere. Anche tu guardati da lui, perché si è accanito contro la nostra predicazione. Nella mia prima difesa in tribunale nessuno mi ha assistito, tutti mi hanno abbandonato. Nei loro confronti non se ne tenga conto. Il Signore però mi è stato vicino e mi ha dato forza, perché io potessi portare a compimento l'annuncio del Vangelo e tutte le genti lo ascoltassero. Parola di Dio. Ripetiamo insieme: i tuoi santi, Signore, dicano la gloria del tuo regno. Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli. Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza. I tuoi santi, Signore, dicano la gloria del tuo regno, per far conoscere agli uomini le tue imprese e la splendida gloria del tuo regno. Il tuo regno è un regno eterno, il tuo dominio si estende per tutte le generazioni. I tuoi santi, Signore, dicano la gloria del tuo regno. Giusto è il Signore in tutte le sue vie e buono in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità. I tuoi santi, Signore, dicano la gloria del tuo regno. Alleluia, 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 alleluia. Io ho scelto voi, dice il Signore, perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore designò altri 72 e li inviò a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. Andate, ecco vi mando come agnelli in mezzo a lupi. Non portate borsa, né sacca, né sandali, e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite:
pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all'altra. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto, guarite i malati che vi si trovano e dite loro: è vicino a voi il regno di Dio. Parola del Signore. Innanzitutto è bello vedere tanti ragazzi come voi che venite dalla Croazia e che avete viaggiato tutta la notte, siete qui, avete già pregato anche il rosario e adesso state partecipando all'Eucaristia, siete venuti a trovare il vostro amico, il nostro amico San Leopoldo. Ecco, una bella testimonianza, grazie. Ecco, il Vangelo oggi festeggia San Luca, grande apostolo, evangelista, e ci parla proprio dell'identikit del cristiano. Il cristiano è colui che è inviato ad andare in tutto il mondo ad annunciare il Vangelo. Ecco che il cristiano prima di tutto è uno che è in cammino, che si muove, che si sposta, e anche se ci sono difficoltà, anche se ci sono delle imprevisti, ecco, anche se camminando si può cadere, si può ferirsi, si può sbagliare strada a volte, però il cristiano non si arrende, cammina perché ha una meta, ha un incontro da fare, come voi che siete qui, che avete viaggiato tutta la notte per arrivare a incontrare San Leopoldo. E il cristiano vuole incontrare Cristo e quindi è uno che non si ferma, che non si arrende. E poi un'altra caratteristica dell'identità del cristiano che sottolinea il Vangelo di oggi è che il cristiano viene inviato dal Signore come un semplice agnello, cioè una persona debole, fragile, ecco, che non sa difendersi da solo e che il Signore è la sua difesa, il Signore è il suo custode, è colui che lo accompagna, che non gli fa mancare, ecco, la sua presenza. E il terzo aspetto dello stile del cristiano è la gioia. Ecco, quando il Vangelo, ecco, che viene annunciato e portato è un Vangelo che ci riempie di gioia, perché il Signore cammina con noi, è assieme a noi. Diceva Sant'Agostino: vai avanti, canta e cammina. Ecco, questo è l'identikit del cristiano. È colui che si mette in cammino anche con le sue fragilità, come un agnello, e che confida nel Signore e che porta la gioia, perché quando si ha il Signore dentro si è nella gioia, una gioia profonda, una gioia di sapere che non si è soli, ma che il Signore è con noi e ci accompagna ogni giorno nella nostra vita.
Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Per questi santi doni concedi a noi, o Signore, di servirti con cuore libero, perché le offerte che ti presentiamo nella festa di San Luca ci guariscano dal male e ci introducano alla gloria. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Pastore eterno, Tu non abbandoni il tuo gregge, ma lo custodisci e proteggi sempre per mezzo di santi apostoli e lo conduci attraverso i tempi sotto la guida di coloro che tu stesso hai eletto vicari del tuo Figlio e hai costituito pastori. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine delle schiere celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Santo, Santo, Santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre e fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Diciamo la tua morte, Proclamiamo la tua risurrezione, attesa della tua venuta.
Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie, perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Mario e Antonio, e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe il suo sposo, gli Apostoli, San Luca, il nostro Santo Leopoldo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Con la preghiera del Padre nostro mettiamo insieme anche tutte le nostre preghiere, anche tutte le vostre preghiere, ragazzi e ragazze, perché le vogliamo presentare al Signore attraverso la preghiera che Lui ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e ai nostri cuori, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni spavento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu hai il regno, tua la potenza e la gloria. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, donaci la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola che io so. Comunione spirituale. Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione,
vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai più da te. Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria ti offriamo il corpo e il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, per il perdono dei nostri peccati, in suffragio dei nostri defunti, per la conversione dei peccatori e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Amen. Al numero 76, canto di comunione, il pane del cammino. Il tuo popolo in cammino cerca in te la guida sulla strada verso il regno. Sei sostegno col tuo corpo, resta sempre con noi, o Signore. È il tuo pane, Gesù, che ci dà forza e rende più sicuro il nostro passo. Se il vigore nel cammino si svilisce, la tua mano dona lieta la speranza. Il tuo popolo in cammino cerca in te la guida sulla strada verso il regno. Sei sostegno col tuo corpo, resta sempre con noi, o Signore. È il tuo vino, Gesù, che ci disseta e sveglia in noi l'ardore di seguirti. Se la gioia cede il passo alla stanchezza, la tua voce fa rinascere freschezza. Il tuo popolo in cammino cerca in te la guida sulla strada verso il regno. Sei sostegno col tuo corpo, resta sempre con noi, o Signore. È il tuo corpo, Gesù, che ci fa chiesa, fratelli sulle strade della vita. Se il rancore cede alla stanchezza, dal tuo cuore nasce giovane il perdono. Il tuo popolo in cammino cerca in te la guida sulla strada verso il regno. Sei sostegno col tuo corpo, resta sempre con noi, o Signore. Preghiamo.
il dono ricevuto dal tuo santo altare ci santifichi, Dio Onnipotente, e ci renda forti nell'adesione al Vangelo che San Luca ha trasmesso alla tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore. Preghiera a San Leopoldo. O Dio, tu hai voluto Maria, Madre di Cristo e della Chiesa, e hai allietato la vita di San Leopoldo con una tenera devozione verso di lei. Consola la nostra vita con la grazia della sua bontà materna. Amen. Il Signore sia con voi. Per intercessione di San Luca, di San Leopoldo, di Maria Santissima, vi benedica e vi accompagni Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La gioia del Signore sia la nostra forza, andate in pace. Rendiamo grazie. È l'ora che pia. È l'ora che pia la squilla fede, le note ciglia dell'ave del cielo. Ave, Ave, Ave Maria.
presenza di due patrimoni dell'umanità. Vivi l'atmosfera nel tempo. Segui il fluire dei secoli che attraversano storia, scienza e cultura. Scopri una città dove ogni incontro diventa un'esperienza. Padova, dove la vita è arte. Avete infissi vecchi, non buttateli, non ci sono le guarnizioni, non c'è la vetrocamera, il freddo entra da tutte le parti, ma c'è la soluzione. Restaurarli di qualsiasi età e condizione, vi assicuriamo altri 50 anni di vita e con la garanzia Zanatta. Guarnizioni a tenuta stagna, vetro isolante a doppia sicurezza, camera con gas e vetro energy, zanzariere e isolamento cassonetti e tutto in giornata. Non buttare i tuoi infissi, restaurali con Zanatta. Zanatta Vetro e Falegnameria Zanatta da più di 40 anni a Montebelluna. Solo alla Prix 2 offerte così. Oltre 200 prodotti a prezzo bloccato o ribassato e tantissime offerte in 3x2 come prosciutto cotto Casa Modena a 1,66 € al pezzo. Prix, fatti furbo, vieni Prix. I love you Prix. Affidati a chi sa darti la visibilità e la dignità che meriti. Difesa e tutelare chi ne ha più bisogno. Far valere i propri diritti e quelli di chi guarda al futuro. Noi della CISL Pensionati crediamo che esista un modo solidale per far valere i propri diritti. Tutela previdenziale e sociosanitaria, servizi e assistenza fiscale.